zona industriale di Padova, e ce la possiamo dire francamente, dove c'è caos, dove c'è frenesia di vita, c'è anche contemporaneamente superficialità, c'è degrado, come possiamo vedere tutto attorno a questa zona, ce n'è in abbondanza di degrado, e c'è anche perdita della memoria storica e delle tradizioni. E non solo, anche e soprattutto perdita, dimenticanza delle radici storiche. Infatti chi abita qui o chi è venuto ad abitare qui molto probabilmente non conosce il passato di questo quartiere, di questa località a breve distanza dalla città. Eppure qui il passato è stato veramente importante, soprattutto perché è legato ad eventi molto particolari. Il quartiere qui si chiama San Lazzaro e questo fa tornare alla memoria quello che accadeva una volta e anche abbastanza spesso, cioè le epidemie, le pestilenze, e chi ne soffriva era ricoverato in alcuni luoghi che venivano chiamati lazzaretti. Ecco, questa era la zona che Padova aveva destinato appunto per svolgere questo tipo di utilità. E questo che vediamo è il complesso edilizio ospedale Chiesetta, che per secoli ha svolto questa funzione. Ma ora, vedendo lo stato di fatto, cosa si può dire?
Ed eccolo qua il cimitero dove fin da molto tempo addietro si seppellivano i deceduti dall'ospizio. L'ospizio che vediamo è a fianco della chiesa. A Camposanto ci sono anche le spoglie di uno degli ultimi parroci della chiesetta. Certo, si possono dire tante cose, vero, sul degrado del territorio. Il territorio è veramente pieno di testimonianze storiche che stanno crollando un po' alla volta, soprattutto testimonianze religiose, chiese, chiesette, oratori, conventi. Provincia di Padova, ma non solo, anche tutto il resto del Veneto e dell'Italia, ne abbiamo migliaia e migliaia di questi esempi, senza dimenticare anche le ville, soprattutto ville qui nel Veneto. Sulla storia di questo posto si possono dire molte cose. La prima in sostanza è che ancora prima del 1500 qui c'era già un ospedale, un lebbrosario, che poi quando c'è stato il famoso assedio nel 1509 di Padova per opera di Massimiliano d'Asburgo, ecco, questo ospedale è stato distrutto per realizzare il famoso guasto. E dopodiché nel 1530-1540 si è ravvisata la necessità di costruirne un altro ed è stato realizzato proprio su questo luogo a breve distanza di quello vecchio. E qui si sono iniziate anche a fare delle funzioni religiose, soprattutto quando poi più tardi è stata costruita la prima chiesetta. Ecco, tra il 1550 e il 1700 quindi qui l'ospedale funzionava e funzionava anche la chiesa, diciamo, come centro parrocchiale della zona per servire le funzioni religiose dedicate agli abitanti. Però approfondendo si può anche dire che per un accordo tra clero e comune di Padova si è deciso di far pagare le imposte, le decime alla popolazione locale, e le decime venivano versate al curato e al priore che gestivano questa struttura. Il rapporto tra contadini che lavoravano i campi del priorato e il clero comunque non è mai stato buono, tant'è che intorno al 1700 addirittura c'è stata una rivolta armata dei locali che non erano contenti del curato, no? E questa è stata soffocata solo quando sono intervenuti i gendarmi da Padova con l'arresto di questi 15 facinorosi messi in galera e liberati dopo qualche mese a seguito delle proteste e delle preghiere delle donne del luogo qui che non avevano più il marito e quindi non avevano il sostentamento. Ora quello che vediamo alle mie spalle, il caseggiato più lungo, anche se non è l'edificio dell'antico ospedale e dell'antico ospizio, comunque ricalca, ecco, nella sua pianta l'impronta originale. E qui trovavano ospitalità quattro anziane con i loro pochi averi, quando morivano venivano incamerati dal curato. Poi è successo nel 1700 rotti che c'è stato un lascito di una nobile locale, ha lasciato parecchi quattrini e questo ha consentito di realizzare finalmente una chiesetta decente, quella che noi possiamo intravedere alle mie spalle, ecco, che aveva addirittura ben 3 altari. L'altare maggiore era dedicato a San Lazzaro e c'era pure un affresco che è stato anche recuperato. Tutto questo complesso ha svolto egregiamente la sua funzione tra alti e bassi,
non solo del malcontento popolare, ma anche tra ruberie, perché il curato non era soddisfatto, ecco, della paga che riceveva e quindi cercava tra le pieghe del bilancio della struttura di trovare qualcosa da accaparrare. E questo motivò anche l'ispezione diverse volte del personale da Padova. Questo soggetto che si è appropriato di beni che non erano suoi è stato incarcerato, anche si è fatto ben 3 anni di galera. Ecco, come descrizione di quello che si presentava all'epoca, si può dire che qui la comunità aveva un po' tutto, c'era il magazzino per il frumento, per le granaglie, c'era l'area dedicata agli strumenti e l'utensileria per fare il vino, poi c'erano gli attrezzi di cucina, quelli che venivano usati, ecco, per il sostentamento degli ospiti e quant'altro. Poi ovviamente c'era la camera riservata alla gastalderia, cioè alla persona che era incaricata di ritirare le decime e di far funzionare il tutto, e l'ufficio del priore, naturalmente, che non era sempre occupato, perché infatti il priore non era obbligato ad essere presente costantemente, ma veniva quando un po' gli girava, ecco. E a volte queste assenze si prolungavano veramente per anni, tant'è, ecco, che anche questo ha motivato l'insoddisfazione della gente. Comunque ormai verso la fine della seconda guerra mondiale si era ravvisata la necessità, visto che qui la popolazione aumentava notevolmente, si stava sviluppando la prima area industriale, si è ravvisata la necessità di costruire una nuova chiesa, quella che poi è diventata la parrocchiale di San Lazzaro, che è un po' più avanti. Di questa decisione ha segnato il destino di questa chiesetta, che è stata abbandonata. C'è stato solo un breve periodo nel quale i locali sono stati occupati da un artigiano, poi ecco, nonostante le proteste dei cittadini qui, dei pochi cittadini che sono memori del passato di questa zona, questa chiesetta sta veramente crollando. Quando che ci sarà un cedimento importante del tetto, sicuramente anche tutto il resto scomparirà. Infine c'è un ultimo particolare degno di attenzione, e cioè questa piccola targa sulla destra a circa 80 cm dal suolo. L'incisione è un po' cancellata, ma la possiamo evidenziare e notiamo che c'è una riga e 2 scritte. Riuscendo a leggere il contenuto possiamo capire che la targa è stata posta a ricordo della grande alluvione del 18 settembre 1882. Questo quando il Brenta, assieme ad altri fiumi del Veneto, esondò e alluvionò anche Padova, e la riga è il livello raggiunto dalle acque. A questo punto ci viene spontanea una considerazione, e cioè, nonostante questo tragico evento della natura, la Chiesa ha resistito, ma vedendo la situazione di oggi non resisterà certo a quella che è l'incuria dell'uomo.